Presidente dell'Ordine degli Ingegneri Achille Furioso, tante le novità che in queste ultime giornate si sono sviluppate per il vostro ordine. Ce le sintetizzi, Presidente? Sì, proveniamo da un weekend interessantissimo e intensissimo a Palermo, a Mondello, dove si è riunita la consulta regionale degli ingegneri, che rappresenta appunto oltre 20.000 ingegneri in tutta la Sicilia. La consulta e l'assise si sono svolti in un clima di grande entusiasmo, perché sono stati affrontati e rilanciati molti temi. Agrigento ha partecipato attivamente perché ha posto il tema dell'ingegnere dell'informazione, presentando un documento che è stato apprezzatissimo da tutti i componenti del direttivo della consulta e dell'assise, alla presenza del Presidente nazionale Armando Zambrano degli ingegneri, che ha apprezzato tantissimo l'iniziativa degli ingegneri di Agrigento, che hanno voluto porre appunto il tema della maggiore tutela degli ingegneri dell'informazione, che cominciano a svolgere, continuano a svolgere e svolgeranno un ruolo sempre più cruciale nelle pubbliche amministrazioni e anche in quelle private. È notorio come un gruppo di hacker possono mettere in ginocchio tutta la nazione e pregiudicare la normale attività del Paese. Allora bisogna far sì che nella pubblica amministrazione in primis, ma anche nelle aziende private, l'ingegnere dell'informazione debba essere uno iscritto all'albo, uno che è un ingegnere formato, che ha un'informazione, ha una cultura e un know-how tale da poter garantire l'efficienza di tutti i servizi digitali che ormai in un'Italia che volge verso il digitale non può non essere qualificata nella scelta dei professionisti di questo settore. Questa iniziativa di cui ci pregiamo, che Agrigento si pregia di avere avviato, è stata accolta di buon grado appunto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che dedicherà un prossimo numero, proprio una prossima riunione, per portare l'attenzione. Abbiamo avuto l'impegno che porti l'attenzione del tema al Ministero della Funzione Pubblica, quindi a Brunetta, attraverso appunto un passaggio condiviso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Siamo orgogliosi perché questo è un impegno che nasce da una commissione, che è la Commissione Informazione, una delle 24 commissioni che l'Ordine degli Ingegneri ha istituito di recente presso appunto l'Ordine di Agrigento, e quindi è l'occasione gradita per ringraziare i vicepresidenti, l'ingegnere Patti e l'ingegnere Caramanno, che hanno contribuito alla redazione di questo importante documento. L'Ordine di Agrigento è sempre molto attivo, si interfaccia molto con la consulta regionale, presieduta da Elvira Restivo, che sta dimostrando grande capacità di coinvolgimento di tutti gli ingegneri siciliani, e con il Consiglio nazionale, che ci fa da sponda su tutte le iniziative che ovviamente riguardano anche il Superbonus e tante altre materie su cui noi contiamo molto per portare avanti le iniziative nell'interesse di tutti i professionisti.